Un tempo per parte con un 1-1 finale tra Sant'Agata e Acireale che alla fine sembra accontentare gli ospiti che escono indenni dallo scontro salvezza del Fresina, costringendo i biancoazzurri di casa a rinviare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria che manca ormai dallo scorso 10 novembre. La sfida si apre con l'Acireale che la potrebbe sbloccare al 18° con Basil, ma il suo destro è disinnescato da Minguzzi che si salva con l'aiuto della traversa. Al primo affondo però a passare sono i santagatesi quando al minuto 22 Bova si incunia in aria e col sinistro mette alle spalle di Zizzania l'1-0 per i suoi e che gli vale come secondo sigillo in campionato. I biancoazzurri cercano subito il raddoppio e solo la parata di Zizzania nega a Catalano la gioia del gol. Dalla parte opposta ci prova Paglia ma la mira risulta imprecisa. Poi nel finale di frazione ancora il Sant'Agata a centimetri dal raddoppio con Demo Leon che spaccata da pochi passi non trova lo specchio della porta. Bersaglio che nella ripresa centra invece l'Acireale quando al minuto 3 Paglia di testa mette in rete la respinta di Minguzzi sul piazzato di Romano, facendo così Sant'Agata 1, Acireale 1 e inutili nell'occasione le proteste dei padroni di casa che vorrebbero il fuorigioco dello stesso Paglia. I locali comunque non ci stanno e al 72° Zizzania salva il risultato sul corner di Catalano. Poi nel finale l'Acireale torna a spingere al minuto 81 su Eva col destro, costringe Minguzzi agli straordinari. Passa un minuto e gli ospiti rimangono in 10 uomini per l'espulsione dell'ex Capogna, allontanato dal direttore di gara per doppio giallo. Nonostante ciò l'Acireale tenta il colpaccio reclamando poco dopo un calcio di rigore su Giuliano, ma il signor Bossolo dice di no. Il Sant'Agata sale in classifica a quota 18 punti ma rimane al penultimo posto a -5 dalla zona salvezza, mentre l'Acireale si porta a 22 confermandosi in quart'ultima posizione.